Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati, settimana con tanto da raccontare. Per non rimanere indietro, anch'io insomma sto diventando social, perché sennò poi l'Elena dice che sono anziano e i giovani mi sopravanzano. Però insomma sono anche contento di avere più di 60 anni, perché non abbiamo creato le scelleratezze che viviamo in questi giorni. Oggi va di moda i selfie, le dirette web. Io capisco che c'è gente che è un po' frustrata, vorrebbe fare televisione. Venite qua, vi diamo delle opportunità. Ma non è che se voi fate un selfie o fate la diretta che viene condivisa da 10, 15, 100, non lo so, persone che vi seguono, abbiate il diritto, oppure vi sentite dei fenomeni, vi sentite tutti mai buongiorno. Questo lo dico perché purtroppo a Pioggia ci sono di quelle catastrofi. Avete sentito di quel ragazzo, di quell'uomo che facendosi un selfie ha fatto un incidente e sono morti però i due figlioli. Insomma, smettiamola, perché influencer un par di ciuffoli. Se uno è influencer perché ha studiato, se uno è influencer perché nella vita ha sofferto, se uno è influencer è perché nella vita si è fatto un mazzo così come gli ospiti che andiamo a presentare oggi. E infatti scavalco Elenia Lazzaro e parlo con Martina Dogana, che è una triatleta. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Ho fatto il punto scavalcando l'Ilenia, non perché l'Ilenia non si faccia il mazzo anche lei, come tutte le persone di questa terra che vogliono fare qualcosa, non vogliono diventare miliardari, vogliono farsi una casa con grandi sacrifici, essere delle buone persone, no? E vedere svilire il mondo della comunicazione con questi quattro imbecilli, io non sia più la misura neanche della gesta atletica, visto che parliamo di sport. Tu sei una triatleta, vuol dire tanta fatica. Certamente sì, lo sport, qualsiasi sport richiede impegno, passione e a volte anche sacrifici. Io preferisco parlare più che di sacrifici, di scelte di vita. Quindi chi fa sport soprattutto decide di farlo a un certo livello, cercare di inseguire i propri sogni, magari per conquistare un traguardo importante, ovviamente ci deve mettere tanta costanza, sicuramente deve avere, si può dire, due palle così no, per dire. Se ci vanno. Esatto, e quindi sì, questo mondo si sta un po' ribaltando, ma ci sono tanti ragazzi, anche giovani, che invece hanno ancora voglia di far fatica e di mettersi alla prova giorno dopo giorno, allenandosi duramente. Tu sei una triatleta che ha anche una squadra, Sì. con tanti ragazzi. Sì. Che insegni ad andare nei prati, insomma, a guadagnarsi la vita, correre, andare in bicicletta. Quanti sono? Allora, noi abbiamo aperto la squadra che porta il mio nome, quindi Martina Dogana Triathlon Team, lo scorso anno, e da settembre 2018 abbiamo avviato il settore giovanile. Ad oggi abbiamo 21 ragazzi tesserati under 18. Quindi è un bel numero, anche perché il triathlon non è uno sport così conosciuto. Quando toccano la terra non è acido, cioè voglio dire, sono abituati Sì. a capire anche che se piove non è acido. Esatto, che ci si bagna nuotando, si sale in bici ancora gocciolanti e poi si corre con le gambe stanche. Bene Ilenia, io ho parlato di questo perché tu sei social e lo fai in maniera, credo, per lavoro, insomma, non lo fai per, vabbè, oggi non c'è un cacchio da fare, no. Lavori tante ore al giorno e tutti i giorni. Però questa è una china sbagliata, perché poi dopo, se andiamo a vedere che questi fenomeni si montano, andiamo a deprezzare e anche a demotivare un mondo fantastico. Noi parliamo di ciclismo, il mondo fantastico delle donne, del Giro Donne, un mondo fantastico che avrebbe avuto, secondo il mio punto di vista, un merito maggiore anche a livello di visibilità, non accantonate in quei 15-20 minuti quando hanno fatto tappe che secondo me erano anni che non le vedevo neanche tra i corridori uomini.
mi segni tu la penultima tappa, la Van Vleuten e Anna van den Breggen. Ecco, hanno dato uno spettacolo esagerato, dimmi. Assolutamente sì, è stato penso uno degli ultimi Giri d'Italia bellissimo, veramente molto bello, uno dei più belli degli ultimi anni, combattutissimo, bello anche dal punto di vista delle tattiche, dinamiche di gara. Un giro dove Marianne Vos ancora ha fatto vedere insomma che è lì, un giro dove abbiamo scoperto dei volti nuovi, chi non li conoscesse, e insomma da Soraya Paladin a Letizia Borghesi che avevamo qua un mese fa, e anche atlete senza squadra fino a qualche tempo fa. E che era senza squadra fino a metà di dicembre, quindi questo deve fare anche un po' riflettere, ma è no? questo che voglio sulle capire. varie possibilità. Ma noi dobbiamo avere un ruolo, perché se uno è un fenomeno perché fa una video diretta e si crede di essere arrivato già nell'Olimpo dei conosciuti, ma deprezza un po' queste persone che, come diceva lei, insomma, due palle così, lavorano e poi tante volte non trovano neanche squadra. Beh, ma sicuramente per quello il problema al momento anche del ciclismo femminile è che ci sono tantissime ragazze giovani, tante storie anche di riscatto, tra l'altro, che sarebbe bellissimo raccontare, ma non trovano spazio da nessuna parte perché non fanno audience, perché fa più audience in questo momento urlare contro gli amatori, che sono il male del mondo, ormai è colpa degli amatori anche gli sbarchi a Lampedusa, e perché non fanno audience, quando invece dietro ci sono delle storie talmente belle. La storia della Letizia è perché noi ne abbiamo parlato, perché è venuta qui, quindi magari ci tocca un po' di più, ma Soraya è partita dal ciclocross, tra l'altro tante atlete che ma quelli che parlano di solito sono quelle che insomma stanno sul divano e vabbè, guarda. Ma sai cos'è il problema? Che io tempo fa avevo lanciato una provocazione che è stata mal capita quando ho scritto più volte i crossisti domineranno il mondo. No, è una concezione diversa di sport, perché come nel triathlon ci sono più sport che vengono messi insieme e che hanno delle peculiarità e che fanno fisici di questo tipo. Anche, è vero, è un complimento, anche nel mondo del ciclismo, specialmente nel mondo del ciclismo femminile, sta vedendo nell'ultimo periodo, i fisici sono cambiati. Si parlava con Casarotto quando eravamo lì al Giro d'Italia che non ci sono più i fisici di 20 anni fa quando facevo io il Giro d'Italia. Sono delle atlete forti, ma forti, vanno in palestra, corrono, fanno il cross, molte vengono dalla multidisciplina, fanno la pista. Sono duttili, tu le metti da qualsiasi parte, vanno forte, e questo sia che si parli della Vos, è una cultura che è cambiata per fortuna, che si parli di Letizia Borghesi o della Paladin. E questo, se noi lo spostiamo negli uomini, andiamo a vedere Wout van Aert cosa sta facendo, che mi vince anche le volate su strada adesso. Andiamo a vedere Mathieu van der Poel cosa ha fatto quest'anno, ma non solo lui, Alain Philippe, insomma, sono tutti atleti che vengono dalla multidisciplina. Ci dimentichiamo di un certo Sagan, di un certo Matteo Trentin, sono delle capacità che uno acquisisce solo se prova. Questo è il mestiere. Esatto. Non diciamo la tua età, non sei giovincella, sei una ragazzina al confronto a me, ci mancherebbe altro. Sono 25 anni che faccio triathlon. Ecco, fai il triathlon, però come ti poni su quelli che criticano? Perché anche io sono un po' d'accordo con lei, Lenia, nel senso che se un amatore che ha 35-40 anni non gli facciamo più fare niente, perché è un po' come dire, perché ne trovano uno ogni tanto e si dice, ma l'imbecillità è in tutti i campi, in tutte le discipline, è un po' come dire, insomma, quello lì col cellulare e sono tutti gli automobili delinquenti. No, ci sono quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno. Mi piacerebbe anche discriminare. Nel ciclismo succede invece che si fa sempre ogni volta nell'enfasi dell'emotività, come se fossimo stati traditi dalla moglie. No, non è vero, cioè succede. Quindi l'opportunità a 40 anni ci deve essere come a 20, con altre dinamiche, con altre persone. Ma anche a 50, ma anche a 60. Certamente, anzi lo sport deve aiutare anche a ritrovare magari delle emozioni diverse, a vivere emozioni forti che sul divano sicuramente non si vivono. E poi la bellezza dello sport, soprattutto del mondo amatoriale, deve essere quella dell'aggregazione, del vivere insieme dei momenti importanti. E se poi qualcuno fa il pirla. Esatto, di magari farsi la guerra finché si è in gara, poi finita la gara si va a bersi la birra insieme, no? Bene, una bella guerra è quella che la mangiamo adesso, la cronoscalata Bologna-San Luca, Master Allievi, Junior, Elite e Under 23, qua tutti. Quindi, quando si dice il ciclismo amatoriale ruba, ma ruba cosa? Basta avere voglia di fare, nello stesso giorno la strada era chiusa, hanno fatto tutte le categorie, è venuto fuori uno spettacolo. Guardiamo la clip di Christian Boll. Ingrazzata oggi, amici.
Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Cari amici appassionati di ciclismo, torna la corsa più corta del mondo, torna la regina delle cronoscalate, 2200 metri per percorrere la mitica scalata Bologna-San Luca. Seguiamo ora la prova già impegnata sul percorso di Sara Pepoli della polisportiva fiumicinese, figlia d'arte di Cristian Pepoli, ex velocista professionista che appunto dirige da quest'anno la fiumicinese Fight Adriatica in campo femminile. Procediamo ora con Elia Ori, ciclistica 2000 Litocol, con le partenze che ci susseguono a non finire ogni 30 secondi. Praticamente abbiamo la partenza, le grandi emozioni di questa cronoscalata Bologna-San Luca. Sta arrivando ora la favorita numero 1 di gara, Eleonora Ciabocco, team di Federico Pink. Eleonora Ciabocco che ricordiamo essere già vincitrice, plurivincitrice in questa stagione con ben 6 vittorie, diversi podi, oltre che, lo ricordiamo, la vittoria al Giro d'Italia Ciclocross 2018-2019. Nel frattempo sta per arrivare all'arrivo Eleonora Ciabocco, che fa segnare un buon tempo, anzi un ottimo tempo, oserei dire 9 minuti e 07 secondi, che come da previsione è il miglior tempo in assoluto. La seguono in classifica Giulia Raimondi, Vo2 Team Pink, e Sara Malucelli della Re2 Factory Team, che è appunto quindi che con questo messe così le cose Eleonora Ciabocco sembrerebbe la vincitrice assoluta, e Giulia Raimondi invece della Vo2 Team Pink campionessa regionale. E intanto è partito Ludovico Crescioli della società ciclistica empolese, Crescioli vincitore giacintolese, e a Massa secondo a Casole d'Elsa, Greve di Chianti, terza San Pirino di Fucecchio, San Casciano. Già numerosi podi in questa stagione per Ludovico Crescioli, fratello di Giosuè Crescioli, che milita nella categoria degli juniores, e come il fratello ha già vinto un'importante corsa, la Lugo San Marino, una classicissima per la categoria allievi. E ora arriva anche Pellizzari con il tempo che è abbastanza alto, quasi 8 minuti, infatti a 8 minuti e 0 secondi. Dietro arriva come un fulmine Ludovico Crescioli dell'Empolese, che fa segnare 7 minuti e 03 secondi. È il miglior tempo in assoluto. Siamo nelle ultime centinaia di metri per Lorenzo Masciarelli, che digregna i denti da tutta, ora mani alte sul manubrio a cercare di fare più forza per le fasi conclusive, e siamo pronti, quindi siamo sui 6 minuti e 55, pronti con lo sprint finale per Lorenzo Masciarelli. Minuti e 08 secondi, quindi 5 secondi più lento di Crescioli. Seguono poi nell'ordine Biagini, che taglia il traguardo in questo momento, poi successivamente arriva Bruno della Forno Pioppi e poi fa segnare un buon tempo, perché siamo sui 7 minuti e 10 secondi, quindi è il terzo miglior tempo. E ora arriva Cagliamini, che sta per tagliare il traguardo, quindi la situazione vede Crescioli vincitore della cronoscalata Bologna San Luca ed Eleonora Ciabocco per la categoria donne allieve. È il momento ora della categoria juniores. Saliamo di livello, 17-18 anni di età, con al via alcuni degli specialisti a livello italiano. Mentre si stanno preparando tutti gli atleti, eccolo qui Andrea Gallo, prossimo allo start della propria prova, ed eccolo che parte in questo momento, seguito prontamente dalle nostre telecamere. Andrea Gallo, un podio già accarezzato quest'anno, seconda piazza per lui al trofeo Mauro Valli di Forlì, gara per la categoria juniores andata in scena già un mesetto fa, e che oggi appunto punta a ottenere risultato pieno per cercare di andare a prendere la maglia di campione regionale. Anche lui uno dei favoriti di giornata, prende subito di slancio la prima rampa di giornata della
della scalata al Colle del San Luca, si alza sui pedali ad affrontare questo primo tratto, rapporto abbastanza buono, buona anche la pedalata subito per affrontare le prime durissime rampe di salita che ricordiamo per i primi 800 metri raggiungono anche una discreta punta fino al 13-14%. Sta spingendo tutta Mattias Vacek, la prende larga, la curva delle Orfanelle, vedete il triangolo rosso dell'ultimo chilometro per i 2200 metri da affrontare. Siamo anche qui molto lucido questo momento con le curve prese larghe da parte di Vacek, e subito con la nostra moto andiamo a risalire, andiamo a ricercare colui che precede Vacek, e si tratta di Tiberi. Per darci appunto il senso del distacco in gara, sono partiti a 30 secondi di distanza i due corridori, e questo invece è Antonio Tiberi del team Franco Ballerini 2C, che sta andando a riprendere, ha messo nel mirino il portacolori della Italia Nuova Borgo Panigale, e oramai sembra quasi prossimo al ricongiungimento. Qui la strada ora tende a spianare, quindi ci sarà modo di riacquistare velocità, e poi l'attraversamento del portico. Siamo nelle fasi finali, pronti anche con le telecamere fisse ad andare ad immortalare le fasi finali della corsa riservata alla categoria juniores. Eccolo qui che arriva con il tempo, ma Vacek di 6 minuti e 50, 6 minuti e 51. Dunque il podio definitivo è il seguente: vince Antonio Tiberi, eccolo qua inquadrato nell'arrivo a rallenti del team Franco Ballerini 2C, secondo Alessio Martinelli, terzo Alessio Nieri della Big Hunter. Ed eccoci giunti verso il finale, manca ancora la prova fixed, ma adesso andiamo con la categoria Elite, Under 23 e Donna Elite. Ed eccoci alla svolta, eccoci al tratto più duro della salita, con Giovanni Alleotti che dove transita al bandierina rossa dell'ultimo chilometro, e appunto affronta con grande grinta, con grande tenacia questo tratto, fino a quando la strada diventa tutta dritta, tutta al 18%, e ha anche punto di riferimento Giovanni Alleotti, perché può vedere bene la sagoma di Manuele Tarozzi dell'In Emilia Romagna, l'abbiamo già detto, vincitore in terra toscana domenica scorsa al Rigottino Arezzo, secondo invece alla piccola Sanremo, quarto a Terranova Bracciolini, quinto sempre in terra toscana a Mercatale Valdarno. E ora attenzione, perché al traguardo con l'Elite Luca Taschin 6 minuti e 23 secondi fa segnare al momento il miglior tempo. Quindi Luca Taschin al momento balza al comando della classifica provvisoria davanti a Orlandi Massimo, mentre non è riuscito ancora a raggiungere Manuele Tarozzi, che appunto continua a tenersi a debita distanza da Giovanni Alleotti del Cycling Team Friuli, che ha il vantaggio tattico di avere punto di riferimento con il portacolori dell'In Emilia Romagna in questa appassionante sfida contro il tempo. Ecco Giovanni Alleotti prossimo agli ultimi 200 metri, intanto ha già passato il cartello dei 200 metri Manuele Tarozzi. Giovanni Alleotti dietro continua con la sua azione, mani alte sul manubrio, continua a darci anche di spalle, no? Come si dice in gergo, per cercare di fare più forza. Ora ha cercato anche di evitare quel tombino per poter perdere anche l'equilibrio, il giusto equilibrio in queste delicatissime fasi di corsa. Eccoci appunto prossimi al termine della salita, gli ultimi 50 metri sono in leggera discesa. Ecco appunto lo sprint conclusivo, va a tagliare il traguardo. Alleotti ferma il cronometro in 6 minuti e 27 secondi. Dunque primo tra gli under 23, ma la classifica finale quindi vede in prima posizione Luca Taschin, più esplosivo su questo arrivo. Primo Taschin, secondo Giovanni Alleotti, terzo Filippo Bedeschi. È il momento ora della grande curiosità, della grande novità di questa edizione. C'è molta attesa per questa nuova corsa, per la gara fixed, ovvero gli atleti che affronteranno la salita del Colle del San Luca con la bicicletta a scatto fisso. Ora stiamo seguendo intanto
la prova di Augusto Reati, che sta salendo con un importante ritmo, e è bella questa particolarità di zizzagare per andare a cercare di come dire, trovare la giusta modalità per provare a ridurre in un qualche modo la pendenza. E intanto siamo con l'unica ragazza in gara, Francesca Selva del T-Red Factory Racing, che decide invece di proseguire dritto anziché fare come con il collega che la sta per raggiungere. Francesca Selva che ricordiamo corre per la T-Red Factory Racing, e dietro invece attenzione, perché sta arrivando con un buon ritmo e appunto ha raggiunto Francesca Selva in queste fasi di corsa, e sta affrontando a zigzag come la maggioranza dei concorrenti questa importante tratto di salita. Continua, attenzione, perché dietro sta arrivando veramente un ritmo molto impressionante, quello di Gabriel Facundo del T-Red, che appunto è impegnato nel tratto duro. Taglia il traguardo invece Francesca Selva in 11 minuti e 01. E appunto avete visto la frequenza di pedalata, l'agilità nel tratto in falso piano finale, anzi leggera discesa agli ultimi 50 metri. Sta arrivando ora, l'avevamo detto, Luca Cingi, che è stato l'ultimo a prendere il via, uno dei favoriti di giornata. Arriva al traguardo anche Facundo, che fa segnare 7 minuti e 22 secondi. Dunque, e adesso andiamo a vedere anche questi due atleti che vanno a tagliare il traguardo. Ecco che arriva intanto l'aggiornamento: primo Gabriel Facundo, secondo Luca Cingi, terzo Mattia Korker e prima ovviamente Francesca Selva. A questo punto vi aspettiamo tutti alla Top Dolomite il 7 e 8 settembre. Ben rientrati amici di Scratch. Come diceva bene prima la Ileni, è stato uno spettacolo, grazie a Christian Bon. Ma adesso andiamo anche in pista a Bassano, la dobbiamo, è una clip che non dura molto, la cronaca è mia, ma a me la pista piace. Voglio raccontare brevemente che la pista di Bassano ha bisogno di un aiuto e speriamo che qualcuno se ne prenda carico. In quella pista là sono nati tantissimi campioni. Elia Viviani pensa che quando organizzavo io la Trasere ha esordito che erano juniores, ma lì anche i Ciccone, quello di 30 anni fa, 25 anni fa, e non solo i Lamont hanno fatto lei campionati italiani, si sono cresciuti su quella pista, quindi multidisciplina. La pista di Bassano ha insegnato veramente a un mondo intero.
Si riaprono le porte del velodromo Rino Mercante, il velodromo che ha una storia incredibile, che avrebbe bisogno di qualche cura, accoglie oggi le categorie giovanili con varie discipline, come stiamo vedendo, campionato di velocità, quelle discipline olimpiche che servono per mettere memoria nelle gambe di questi piccoli atleti. Stiamo parlando di categorie esordienti donne, esordienti uomini, allievi maschietti e allievi femminucce. Quindi questa è la corsa a punti. Andiamo a vedere una sintesi della giornata, della riunione che si è tenuta proprio a Bassano del Grappa, all'anello più fantastico di questa terra. Pensate, lo dico sempre, da un'arcata all'altra 75 metri, dove consacrano la vittoria della corsa a punti di Asia Sgarvato della Cycling Team Ecoi. Poi abbiamo anche Faustini Sara al secondo posto, sempre della Ecoi Team, e così anche Giulia Cenzato. Per quanto riguarda invece la quarta classificata, Aurora Cappelletti, Zen Nicoletta e De Pretto Vanessa, quindi ciclismo insieme. Questo è un momento in cui tutti quanti lavorano nel paddock, nel dietro le quinte. Ringraziamo anche Costa che è lì a supervisionare. Un bel gradito ritorno è quello di Sergio Bianchetto, direttore di riunione, alla sua veneranda età, insomma ancora tanta passione, ancora tanta voglia da insegnare a questi ragazzi cosa vuol dire praticare il ciclismo su pista. Questa è la corsa a punti dedicata agli esordienti, una corsa a punti con sempre il solito discorso: 5 giri con traguardo 5, 3, 2, 1. Parliamo del velodromo Rino Mercante e non possiamo dare una sbirciatina alla storia, ma la storia recente. Non vogliamo parlare di 100 anni fa, ma vogliamo parlare intanto Elisa Balsamo, campionessa oro in inseguimento proprio ai giochi europei di Minsk, ma ricordiamo che qua ha esordito Viviani in coppia con Marvulli, dove nel 2012 vinsero la 3 serie di Bassano del Grappa. A questo punto della corsa a punti, e ricordiamo sempre della gara riservata agli esordienti, va a vincere in pratica Dan Raimond, poi dopo Zaglioni Davide, Gobbo Alessandro, De Ruos Martino, Sasso Jacopo e Thomas Zaros. Questo è il componimento dei primi 6 classificati. Andiamo con l'ultima gara che abbiamo voluto dedicarvi e donarvi questa sintesi. Ricordiamo anche gli organizzatori, con Rino Piccoli in testa e anche Alessandro Rossi, che come abbiamo detto precedentemente hanno riaperto la pista veramente dei sogni. Abbiamo detto tutti quanti i politici, al comune, a Zaia, mettiamo un po' dentro tutti, mettiamolo a posto questo velodromo, perché non è soltanto un simbolo del Veneto o di Bassano del Grappa, questo è un simbolo veramente nazionale, è veramente oramai diventato come un monumento nazionale, visto che insomma ha ospitato anche i mondiali dell'85, senza contare una miriade di 6 giorni, 3 sere, fino ai campionati regionali del 2016, e quindi avrebbe bisogno di una grande manutenzione. Abbiamo visto anche le spalle della pista, non sono ridotte bene, insomma un po' di buona volontà per recuperare un sito sportivo che ancora oggi è uno tra i migliori siti sportivi, uno tra i migliori velodromi che ci possa essere in circolazione in Italia. Ma andiamo con la doppia eliminazione per quanto riguarda gli allievi. Questa qua è una gara che chi passa per 2 volte, come in questo caso dietro, lo vedete, all'avversario ultimo della colonna, ultimo del gruppo, dopo 2 volte viene eliminato. Se la stanno giocando in pratica oramai pochi atleti, qua è oramai un tête à tête, vediamo che man mano si sgrezza il gruppo, ne rimarranno, come si dice, soltanto 2 e uno soltanto sarà il vincitore, ma a questo punto della gara se la devono giocare Toniolo, Cuccarollo, Pasquotto, Pasette, Dalle Vedove e Fraccaro. Questi sono gli uomini che si devono giocare la doppia eliminazione, con chiaramente l'ultimo abbrivio e l'ultima volata di giornata che va a dare la vittoria al Mirano. Quindi Delle Vedove Alessio vince, Fraccaro Giacomo in seconda posizione, Pasette Anthony in terza, seguono Pasquotto, Toniolo e Cuccarollo. Complimenti a loro, una raccomandazione al Mirano e al ragazzo Delle Vedove, che qui ha partecipato anche a un certo Lamont e oggi ci sta facendo veramente brillare gli occhi a livello internazionale. Lui ha fatto una scelta importante. Lui ha detto: a me la pista piace e quello sarà il mio futuro.
Ben rientrati amici di Scratch, a me la pista piace tanto, voi come triatlete vi allenate anche in pista oppure no? Io in pista ci sono andata solamente per fare degli shooting fotografici e dei video. Devo essere sincera, ho paura di girare in Hai pista paura. perché non l'ho mai fatto. Esatto. Quindi sicuramente le nuove generazioni invece cominciano ad usarla, anche perché ovviamente è un modo di allenarsi molto più completo e molto più sicuro. Io dico una cosa Elenia, sai che c'è la diatriba che adesso verrà fuori il velodromo di Treviso, poi c'è quello di Montichiari. Allora la gente normale, quella che forse, ma non lo dico per sfottò, lo dico anche per educare, dicono ma le piste da 400 metri o da 500 metri come quella può essere di Mori o il Fausto Coppi a Torino, non sono più all'avanguardia, è una sciocchezza grande, perché intanto d'estate quando non piove credo che qualsiasi atleta abbia voglia di andare all'aria aperta e non chiudersi in un velodromo coperto se non c'è necessità perché piove o perché è inverno. Ma anche il fondo che può dare può essere accomodante anche per uno stadista. Assolutamente sì, perché sono due tipologie di piste diverse. È vero che l'UCI ha dato dei parametri, giustamente il velodromo di Spresiano avrà i parametri per le gare internazionali e sappiamo tutti che adesso si tende ad accorciare, no? Ma sono molto utili i velodromi territoriali, uno perché ricordiamoci che l'Italia finisce in Sicilia intanto, Bisognerebbe ricordarsi. quindi comunque parlare sempre solo di Montichiari e del Veneto, non è che esiste solo Montichiari e del Veneto, già i toscani fanno fatica. Salutiamo Antonio Fanelli che sta facendo un grande lavoro anche in pista con la rappresentativa. La Vittoria Guazzini mi esce dai velodromi toscani, non è che poteva venire sempre tutti i giorni a Montichiari o può venire quindi sono molto molto utili e anzi dovrebbero essere utili, e per fortuna in Veneto ad esempio lo sono già anche per le altre discipline, vedi il triathlon, infatti molte squadre giovanili cominciano a portare i ragazzini a girare in pista. Un luogo sicuro, un luogo dove non c'è traffico, che può essere una validissima alternativa più oggi che ieri. Ma andiamo invece adesso a Leghen. Ho detto bene? Sì, però c'è anche Val Nord prima, perché la settimana scorsa non l'avevamo mandata in onda. E quindi Val Nord e Leghen. Le ultime due tappe di Coppa del Mondo di cross country. Country. Mi fai una cortesia? Sì. Me le commenti tu? Certo, te le commento io. Anche perché abbiamo gli italiani che stanno andando bene. La settimana scorsa la grande mountain bike ha fatto tappa ad Andorra e con la precisione alla Massana per uno dei percorsi più belli e più esigenti di Coppa del Mondo. Si corre in altura. Lo scorso anno la grande vittoria storica di Gerhard Kerschbaumer, con gli highlights nella gara uomini con Eric Avansini e Audrey Sink al comando. Dicevamo terza tappa per quanto riguarda il cross country. Davanti, oltre a Sink che adesso vediamo fermarsi per dei problemi fisici, c'è anche Nino Schurter, Matthias Flukinger e appunto il brasiliano Avansini, con Gerhard Kerschbaumer che sta cercando di andare a riacciuffare questi tre atleti. Lo scorso anno Gerhard aveva performato molto molto bene in questo percorso che si corre in altura. Quest'anno non riuscirà a prendere il duo di testa formato da Nino Schurter e da Matthias Flukinger, che vediamo adesso, con uno scatto e controscatto e l'arrivo poi in volata. Sua maestà Nino Schurter vince questa tappa di Coppa del Mondo. In seconda posizione Matthias Flukinger a 2 secondi, quindi Eric Avansini in terza a 12 secondi. Quarto posto per il nostro Gerhard Kerschbaumer a 27, segno che Jerry sta crescendo molto molto bene. Quinto Jordan Sarou. Questi sono i primi 5 per quanto riguarda appunto la prova di Andorra, con Nino Schurter sul gradino più alto del podio. Gara donne con Yolanda Neff, con Jana Belomoina. Attenzione anche al rientro di Jenny Risvelt, la campionessa olimpica, che dopo tantissimi problemi fisici e non solo, con piacere rivediamo appunto in queste gare che contano. Davanti Eva Lechner in una prima parte di corsa era lì davanti con le prime, poi vediamo Antepstra, Yolanda Neff, Jana Belomoina, vediamo in giornata no Kate Courtney, la campionessa del mondo, e qui la giovanissima Sina Frey che tira un po' il trenino con Antepstra. C'è Jana Belomoina, c'è
Daniela Campuzzano, la messicana che appunto approda come ogni anno in Europa per affrontare le coppe del mondo, e qui Jolanda Neff con Anna Terpstra, un po' il duo che andrà a contraddistinguere l'ultima parte di gara. Due modi di pedalare completamente diversi, dietro la lotta per il terzo posto con Jana Belomoina, Gita Michaels, Daniela Campuzzano, Jenny Riesveld, la vittoria di Anna Terpstra che stacca anche di prepotenza Jolanda Neff, la campionessa europea, a 38 secondi, quindi in terza posizione Jana Belomoina a 51, in quarta Daniela Campuzzano, in quinta Jenny Riesveld, che vediamo finalmente trovare anche il colpo di pedale giusto. Andiamo questa settimana invece alle Getz con la quarta prova di cross country di Coppa del Mondo, highlights uomini con il rientro di Mathieu van der Poel, grande vincitore dello short track del venerdì. Anche qui come ogni partenza c'è qualche ruzzolone, specialmente nelle retrovie. Una gara stranissima quella di Le Getz, dove non vediamo Mathieu van der Poel davanti, vediamo Nino Schurter, vediamo Enric Avancini, vediamo anche Jordan Sarrou. Scivola Avancini che fa tardare tra l'altro anche Nino Schurter. Attenzione anche a Sink, attenzione a Stéphane Tempier, che nonostante la Bianchi abbia ufficializzato la chiusura della squadra vuole far bene nel giorno più importante per i francesi, vale a dire il 14 di luglio, ma davanti poi alla fine restano in due grazie al forcing di Gerhard Kerschbaumer, che viene però a sua volta staccato solo nel finale da Sua Maestà Nino Schurter, che vince anche questa tappa di Coppa del Mondo. Ma attenzione, perché il nostro Gerhard è lì, è stato grande protagonista specialmente nelle ultime tornate, lui che ha fatto la selezione, sta crescendo molto molto bene in vista degli appuntamenti clou. Secondo appunto Gerhard Kerschbaumer, terzo è Enric Avancini, quarto Stéphane Tempier e quinto Audrey Sink. Questo l'arrivo di Avancini, che riesce a salire sul podio anche questa settimana. Avancini, lo ricordiamo, tra l'altro campione del mondo in carica per quanto riguarda le marathon. Podio per quanto riguarda gli uomini, siamo già con gli highlights per quanto riguarda la gara donne. Abbiamo Eva Lechner, abbiamo Chiara Teocchi, abbiamo Jenny Riesveld, abbiamo Kate Courtney. Attenzione perché abbiamo anche Jolanda Neff, quindi sarà una bella lotta anche qui per quanto riguarda questa tappa di Coppa del Mondo. Si parte forte, si parte come al solito forte. Qui va molto molto bene Elisabeth Brandau, come va bene Eva Lechner, che vediamo tenere le redini della corsa per buona parte della gara. Verso metà gara se ne va Kate Courtney, dietro lottano per un posto sul podio Jolanda Neff, Elisabeth Brandau, Pauline Ferrand-Prévot, Jenny Riesveld e Sina Frey. Mi raccomando, notate come sta crescendo bene Sina Frey, lo ricordiamo, un under 23 che ha deciso di correre con le elite, quindi Sina Frey sono convinta che farà molto molto bene anche nel proseguo di corsa. Va bene anche Elisabeth Brandau, che vuole questo podio, lo ricordiamo, la chiamiamo sempre la mamma volante, 2 figli, ottimi piazzamenti anche nel ciclocross, campionessa in carica per quanto riguarda la Germania anche nel cross country. Ma oggi è la giornata di Kate Courtney, che va via come un treno. Tra la Courtney e Elisabeth Brandau c'è Jolanda Neff. Kate Courtney vince questa tappa alle Getz dopo appunto una giornata no, che era quella di Andorra, riconferma nuovamente la sua leadership. In seconda posizione la campionessa d'Europa Jolanda Neff, in terza podio storico con Elisabeth Brandau, segue Sina Frey e Pauline Ferrand-Prévot. Ottimo decimo posto per Eva Lechner, che va ad anticipare la campionessa olimpica Jenny Riesveld. Da Le Getz è tutto, un saluto da Ilenia Lazzaro. Ben rientrati amici di Scratch. Cara Martina, sei dolcissima. Noi abbiamo un amico in comune, Luciano Fantin, perché è un mio amico, ricordiamolo, il fondatore della Scicon, e là io ti vidi tanti anni fa. Ma il triatleta ha un fascino particolare secondo il mio punto di vista, perché a differenza del ciclista vede altre strade, vede altri mondi, quindi può essere d'aiuto al ciclista, come potrebbe essere d'aiuto anche colui che non ha mai praticato sport, che non so, ha vissuto una vita in discoteca. Io credo che questi mondi debbano in qualche maniera riorganizzarsi e dialogare insieme, perché io tra un po' di puntate avrò qua la Nicole Dal Santo, che ha smesso di correre e ha trovato un mondo diverso. Lei è molto felice, pur non rimpiangendo il mondo del ciclismo, ma ha fatto una considerazione che io l'ho fatta qualche tempo fa con Ilenia e con altri ospiti. Tutto in quel mondo, vivere sempre solo in quel mondo, ti crea poi dopo un binario,
qualcosa che non ti permette di vedere che poi dopo quando smetti, se smetterai, c'è un mondo fuori, bisogna essere preparati. È dura come risposta, come domanda, eh? Beh, diciamo che allora, i triatleti, bene o male, sono abbastanza monotoni nelle conversazioni perché se si esce con i triatleti si parla di triathlon. Però è anche vero che dovendosi allenare comunque in piscina o in acque libere, allenarsi di corsa, comunque magari si sfruttano anche delle gare che non siano proprio quelle di triathlon per allenarsi, quindi magari le compagnie si allargano un pochino, gli orizzonti Dei mondi un po' si diversi, aprono. certo. E poi sicuramente dovendo nuotare il triatleta si sposta molto e io lo dico per esperienza, io ho avuto la fortuna di gareggiare praticamente in tutto il mondo e anche in tutta Italia, abbiamo dei posti in Italia che non avrei mai visto se non ci fossi andata a gareggiare e ovviamente si apre molto l'orizzonte, Vedi, la visione delle cose. Io sono contento che mi hai dato questa risposta perché giustamente hai parlato che più c'è conoscenza e più c'è anche la possibilità di non aver paura dello straniero. Esatto. No? E infatti io mando la Gran Fondo Terre dei Varano a Camerino e mi piace perché in questo momento uno contro l'altro, no? Sentiamo i politici che non parlano più come una volta, ma si schierano bianco contro rosso, vegano contro carnivoro, cioè, e a me non piace questo andazzo, devo dire la verità, io sono per l'accoglienza giusta, normale, ma sono anche per la conoscenza. Ma pensa che questi terroni come me hanno fondato l'università proprio a Camerino nel Medioevo. E allora, quando si parla, non sono tutti brutti, sporchi e cattivi. La civiltà è nata là ed è una storia. E quindi dobbiamo soltanto cercare di capire che, come diceva Lilenia, l'Italia non è fatta a Turin, Milan, bellissime le Dolomiti, ma c'è anche la Puglia, c'è anche la Sicilia, c'è Macerata, c'è insomma tanta bella gente, tanta bella gente. Insomma, io credo alla fine che se tu dai una puntura a un nordista, il dolore uguale lo sentirebbe anche il sudista, quindi credo che siamo tutti uguali, non voglio dire un altro paragone perché sennò rischierei di essere un po' volgare. Andiamo con questa qua dell'università che mi piace tanto. Ben 1053 iscritti di 311 squadre provenienti da 9 nazioni diverse, circa 300 collaboratori. Questi sono i numeri della Gran Fondo Terre dei Varano 2019, la gara ciclistica per cicloamatori ed agonisti che porta sul territorio dei Monti Sibillini nelle Marche migliaia di appassionati delle due ruote. Istituita dalla ASD Avis Frecciazzurre di Camerino, dal 2008 la competizione racconta un territorio affascinante che, a partire dalla città ducale, abbraccia buona parte del Parco Nazionale dei Sibillini. Ciao a tutti da Camerino, oggi sono qua perché domani si corre la Gran Fondo Terre dei Varano. Si parte da qui da Camerino e ci sono perché questo è un luogo molto importante per me, per la mia famiglia, perché qui Michele nel 2009 vinse una tappa importante che poi lo portò a vincere una Tirreno Adriatica. Oggi in piazza Cavour c'è un riquadro, c'è una targa che ricorda Michele, che Michele impresso lì a braccia larghe
Ed io vorrei che anche questa corsa di amatori, di cicloamatori, ricordasse Michele in qualche modo e lo facesse in una giornata bella, pedalando in bicicletta su queste terre che sono splendide, affinché la bicicletta e il ciclismo portino in questa città, in questi posti di nuovo la vita, la bellezza, lo sport e quindi la comunità. La manifestazione si è aperta il sabato con l'inaugurazione alle ore 15 del Bike Village con stand, mercatini tipici, musica e intrattenimento e a seguire alle ore 17 con la partenza della Terre dei Varano Kids. Alle 17.30 invece in collaborazione con Unicam e Pasta di Camerino si è svolta una tavola rotonda sui temi della nutrizione nello sport. La giornata di domenica si è aperta alle prime ore del mattino con oltre 1000 iscritti che si sono dati appuntamento a Camerino. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Dario Drago, Francesco Gentili, Alberto Pennesi e Michele Scarponi. Ad abbassare la bandierina a scacchi sono stati il sindaco di Camerino Sandro Sborgia e il vescovo Francesco Massara. La Gran Fondo Terre di Varano ha offerto anche quest'anno un doppio percorso che si adatta alla preparazione del ciclista e alle sue necessità. Il percorso Classic che si snoda per 115 km e quello Marathon che serpeggia tra i monti per ben 150 km. Una gara che si adatta alle necessità del singolo atleta e alle sue potenzialità e che promuove il territorio e le sue bellezze regalando un'esperienza unica. 2. Le salite simbolo da segnalare, una per ogni percorso. Nel marathon, al chilometro 58, si incontra la salita simbolo di Sassotetto. Salita Horse Category, molto impegnativa sia per la lunghezza, 12,8 km il tratto cronometrato, che per la pendenza media, 7,4% e massima 13%, che regala panorami suggestivi che ricordano le Alpi e una natura mozzafiato, tutta da godere spingendo sui pedali. Nel percorso Classic invece al chilometro 37 inizia la terza salita che porta al monastero e al valico verso la diga del lago di Fiastra. Una salita impegnativa che si snoda nella valle del Fiastrone immergendosi in bellezze naturalistiche a perdita d'occhio. Per quanto riguarda la parte agonistica della corsa, sul percorso Classic si è formato un drappello forte di una quindicina di unità che ha caratterizzato gran parte della gara per poi sgretolarsi negli ultimi chilometri. Nel finale Luca Fantozzi del 360 Bike Team riesce a guadagnare una manciata di metri su Leonardo Presta, UC Petrignano e Stefano Zoppi del Giulio Dori Renzo Bike. Per quanto riguarda la prova femminile, Azzurra D'Intino, pedale elettrico, è la protagonista di una lunga fuga, ma viene ripresa a 30 km dall'arrivo dalla campionessa italiana Michela Gorini del team Fausto Coppi Fermignano, che ha la meglio nella volata 2 conclusiva. Il podio viene completato da Sonia Calzoni del team Passion Fine Team. Azzurra, appena tagliato il traguardo ti sei complimentata con la tua rivale amica. Possiamo dire che voi ragazzi la vivete un po' meglio? Sì, diciamo che è stata un arrivo un po' in sportività perché ci siamo staccate dal gruppo e ce la siamo fatti quasi in surplus gli ultimi 2 chilometri, però sapevo che avrebbe vinto lei. Michela, correre così è bello. Se lo sapevi già dall'inizio evitavamo di fare 120 km così a tutta. Com'è andata oggi? No, è stata inaspettata perché Azzurra è partita come un razzo già nella prima salita. Io da buon vecchietta ho dovuto dosare subito le energie. Poi a quanti? Ai 30 dall'arrivo più o meno. Ci siamo riunite, è stata una bella sorpresa, poi una cavalcata insieme e come ha detto già Azzurra dovevamo farlo da noi, come giusto che sia. Che posti che avete attraversato oggi, una meraviglia. Sì, una gara bellissima, chiusa e paesaggio fantastico. Michela, una dedica per questa vittoria? Allora la dedico a un mio compagno di squadra che in questo momento, scusate l'emozione, ma doveva essere qui con noi e probabilmente ci seguirà in diretta streaming nel letto d'ospedale. E poi, guarda, per la bellezza e per la fatica che ho durato la potrei dedicare anche a tante altre persone che
avrebbero voluto ma non sono potuti essere qui. La prova marathon è caratterizzata da un ritmo di gara altissimo ed è solo la salita del Sassotetto a frazionare il gruppo dei migliori, con il campione italiano Morris San Massimo del team Studio Moda che si avventura in una lunga fuga solitaria. Nel finale San Massimo viene raggiunto da Federico Pozzetto, ciclico Paro, che riesce a staccarlo a pochi chilometri dal traguardo. Pozzetto taglia dunque il traguardo a braccia alzate, seguito a 27 secondi di distanza da San Massimo. Occorrerà attendere quasi 6 minuti per completare il podio con Mattia Fraternali del Scott Team Gran Fondo. La prova marathon al femminile è stata letteralmente dominata da Michela Bergozza dell'ASD Scatenati, seguita da Barbara Genga, team Fausto Coppi Fermignano, e Deborah Morri, team del Capitano. Significativi anche i risultati per la cronoscalata di Sassotetto, che ha visto imporsi nella categoria maschile Morris San Massimo del team Studio Moda con 39 minuti e 21 secondi, mentre tra le donne il successo va a Michela Bergozza con 53 minuti e 55 secondi. Asfalto e vegetazione rigogliosa e incontaminata, gara e turismo, sport e benessere. La Gran Fondo Terre di Varano mescola storia e futuro e ha proposto anche quest'anno una manifestazione capace di promuovere il territorio e renderlo attrattivo per i ciclisti e per le loro famiglie. Stupendo vedere tanti che sono venuti per la terra di Varano. Ogni anno che passa pensiamo di mettere un tassello in più in quello che è la valorizzazione della nostra città, del nostro territorio, e vogliamo ancora di più crescere, ce la stiamo mettendo tutta e secondo me ci stiamo anche riuscendo.
è che siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Un'ora qui passa come se niente fosse, vero? Abbiamo parlato dell'università di Camerino, no? Periodo medievale. Abbiamo parlato anche del nostro periodo medievale, dove tutti devono sparlare degli altri e quindi renderci uno contro l'altro, però là è successo qualcosa che un po' smentisce, e anche lo sport qua fa vedere delle cose carine. A distanza di non so quanti chilometri è successa la stessa cosa che è successa sul Monte Bondone, vale a dire che in un momento dove anche, ahimè, la stampa e i media stanno creando una corrente di odio verso questi poveri ciclisti amatori, 4 donne all'arrivo hanno avuto la stessa identica idea, senza minimamente parlarsi. Parlo di Azzurra D'Intino e Michela Gorini lì a Camerino, sono arrivati insieme. Azzurra è più giovane, Azzurra è molto più giovane di me, Michela è un po' più vecchia di me, quindi 2 categorie diverse. Sul Bondone invece Chiara Ciuffini e Jessica Leonardi penso che hanno zittito tutti, arrivando insieme, non sono in squadra insieme come le altre 2. E tra l'altro Jessica e Chiara sono anche della stessa categoria, quindi si sa, vincere magari una gran fondo come può essere il Bondone qualifica per il mondiale, ma tanto erano qualificate tutte e 2 e quindi sono arrivate insieme, si sono aspettate, si sono date una mano, si sono divertite e hanno lanciato un messaggio. Se ne è accorto il Trentino come quotidiano, se ne è accorto Christian Bohm, che ha fatto proprio un'intervista ad hoc alle 2 ragazze a Camerino. Spero, e qui lancio l'ultima provocazione, che chi ha sparato tanta cazzate e cacca in giro al povero Tommaso Elettrico forse magari si accorga anche. Si può dire cacca? Non lo so se si può dire, ma l'abbiamo detto. Detto magari ok, è vero, lo dice anche la mia, lo diceva anche la mia. Si accorga di questo gesto, che è un gesto normalissimo, però ma in questo momento è stato talmente spontaneo e veramente non è stato telefonato, né, se tu pensi, 4 donne che non c'entrano niente tra di loro hanno avuto questa idea. Io 2 righe di teoria le ho, ma siamo proprio in chiusura. Io intanto ti dico grazie per essere intervenuto in questa trasmissione. Noi intanto il triathlon lo mettiamo in onda, pur essendo una squisitamente trasmissione di ciclismo, è vero, però striamo l'occhio anche al triathlon, al biathlon, ma anche all'atletica leggera. Poi a me lo sport, abbiate pazienza, mi piace tutto. Ho visto anche il tennis, che non è che divento pazzo, ma a me piace tutto. Quindi io ringrazio Martina Dogana per essere stata con noi e ringrazio anche te, Ilenia Lazzaro, e io faccio un invito. L'Italia, come tutte le nazioni del mondo, ma l'Italia, perché siamo italiani, insomma, io l'apprezzerò ancora di più quando avremo un Presidente del Consiglio donna e, perché no, anche un Presidente della Repubblica. Beh, insomma, sognare costa poco, ma credo che prima o dopo ci arriveremo, perché le donne, l'ho sempre detto, pagano dazio ma hanno sempre una marcia in più. A settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.